mi fai, non dico che strumentalizzi, però per quello che ti serve sai come gestire. Sono spiegata? Da 1 a 10 questa caratteristica quanto ti soddisfa? Da 1 a 10. Tesoro, il nostro oracolo si conclude qui. Spero che tu sia contento, io lo sono, e spero di rivederti presto. Speriamo che in questi 8 mesi. Quante carte ti posso prendere? Ricordatele con me. Però come dici, l'oracolo intanto ti avvisa. Ti ricordarti quello che viene fuori, perché quello che viene fuori succede, sicuro. Ok? Intanto in bocca al lupo, alla prossima, ciao. Mamma! Sotto al prossimo! Me lo dia a me per favore, il numero. Ciao, bravo. Hai il cartellino? C'avevi il cartellino? Sì, ce l'ho io. Devi dare a papà. Papà! Berto! Chiedi ai ragazzi se stanno in fila che gli devi dare il cartellino. Cara, l'unica cosa importante mi dovresti dare papà! Prima, perché sennò dice che è finto. Bartolo! Ma però forse, atteso questo, tu prendi in mano il mazzo, fai la tua domanda nella tua testa, non hai bisogno di dirmela se non vuoi, e mischi 3 volte ripetendo questo pensiero. Dopodiché riponi sul tavolo e io proseguo. Bene? Bravo Chicco! Sei bravissimo! Come mi sta il turbante, Chicco? Cosa? Come mi sta il turbante? Bene mamma, benissimo. Ora fai un giro, Chicco, fai un giro intorno al... però vi prenotate da quel signore, prendete il cartellino. Se siete in fila per fare l'oracolo, mio padre vi dà i biglietti. Ok. Anche di là a distanza, Chicco, se vai di là sulla strada e mi riprendi da lontano. Ah, da lontano, vicino al bar. Chissà che cosa stanno facendo. Con leggerezza, cioè che la situazione sia vissuta senza avere la pressione, il dovere, le paure. In questo momento tu sei quella che deve. Siamo sicuri? Non ti rendi conto? Che domanda hai fatto? Tanto non c'è nessuno. Che la vuoi dire? Ho chiesto se lui tornerà da me. E quando ci siamo conosciuti, nel senso di leggerezza, lui ha pensato che io fossi una persona superficiale. E forse lo pensa ancora che io sia una persona superficiale. E adesso non viviamo più nella stessa città. Quando io l'ho incontrato pensavo che però io sono molto orgogliosa. Però tu sei al centro, come noi importante per te, tu sei al questo lo sei, non hai bisogno di avere altri convincimenti o di anche perché l'amore è però in futuro, a parte il fatto che siete distanti, il futuro è un po' offuscato, nel senso che potresti avere un'opportunità, però poi col fatto che vi dovete separare diventa tutto un po' nebbioso, perché la vita deve andare avanti, anche per una bella donna come te, quanto può durare da sola? No, non è così. Perché il futuro è vero che sotto il profilo di lui è offuscato, ma la tua vita è piena d'amore. Quindi il fatto che lui sia del leone da qualche il leone è uno che le rivoluzioni non si riesce a gestire molto. Preferisce soffrire che agire, non è? Quindi per te amore invece che sei d'azione, poi sei bellissima, una donna vera, non durerà molto questa solitudine, questa attesa, te lo dico, così come giuro.
Assolutamente sì. Svariati, non qualcuno, svariati. Quello su cui ti solleciterei è che è vero questo amore però come hai detto tu, come sta andando avanti la sua, va rivoluzionata un po' questa situazione, anche dentro di te, non soltanto fuori, abbiamo spiegato. Ora io ti farò un ulteriore regalo, chiudi gli occhi, abbandonati e fammi un segno. Abbandonati, sì, come ti viene? Uno scarabocchio. Molto bene. No, si è proprio fatto. Una caratteristica del tuo modo di essere. Tutte le cose che possono accadere nella vita, tu le lavori, le studi, le capisci, le tue, soffri e decidi. E quando hai deciso, non ti importa questo, deve essere come il tuo pensiero. Poi ti accogli il dolore, ti accogli le conseguenze. Voi state in fila? Avete il cartellino? Avete il cartellino? Ciao, grazie. In bocca al lupo. Bart! Sei magnifica. In tutti i sensi. Papà! Scusa.